un'associazione di kitesurf, nasce dal wakeboard nel 99, una manifestazione si chiamò Phalanx Games al Poetto, a Marina Piccola, l'inaugurazione della passeggiata, e da lì è iniziata l'avventura. Abbiamo iniziato col wakeboard e siamo passati poi al kite dopo qualche anno. Il kite, lo conosciamo tutti quanti, è quell'aquilone che vola attaccato a una barra di controllo con dei cavi che variano dai 20 metri fino ai 24 metri. Adesso tu ci hai beccato proprio nel pieno dell'utilizzo invece di questa evoluzione che sarebbe il wing. Ho visto, molto interessante, Dario. Sarebbe il wing, è una sorta di vela che si gonfia come il kite, quindi ha un profilo tipo vela da Windsor, diciamo, quindi si mantiene tramite questa parte, magari ti metti così, la luce la vedono meglio. Questo è il boma gonfiabile, sono le maniglie, hai i lisci dove lo tieni dal polso, e quindi tu parti con questa tavola, che è un foil, quindi inquadra, fagli vedere, c'è il palo, che è composto dal mast, che sarebbe il palo, dal wing anteriore e dallo stabilizzatore. E questi insieme sarebbe l'aeroplanino, quindi l'aeroplanino sarebbe composto dallo stabilizzatore e dal wing anteriore. Quindi con questa vela qui si parte, si può utilizzare o con le straps, che sono queste, o senza straps, e diciamo che già da 10 nodi fino a 30 nodi si può andare tranquillamente. Adesso io stavo provando in questa giornata qui a Cardedu ad andare, ho messo le straps perché l'ho usata prima senza straps, ed è molto bello perché ti permette di andare, puoi utilizzare anche il trapezio, ma vai praticamente anche con poco vento, se no con molto vento, senza fare nessuna fatica peraltro rispetto al windsurf. Ti volevo chiedere, che difficoltà si prova a imparare a usare questo nuovo sistema? Perché è un sistema rivoluzionario questo qui. Sì, questo è arrivato l'anno scorso dalle Hawaii, dove praticamente l'hanno lanciato loro, e poi ha preso il boom quest'anno un po' in tutto il mondo. Tant'è vero che nel periodo del Covid, poi dopo l'apertura, non c'era neanche più abbastanza materiale in giro nel mondo, perché c'è stata una richiesta enorme e non avevano prodotto, tra la Cina e lo Sri Lanka, materiali, quindi non c'era disponibilità. La difficoltà di questo attrezzo sta nel fatto che diciamo che chi vuole andare con questo deve avere un minimo di capacità di galleggiabilità su una tavola, quindi centralità, un po' di equilibrio, però non è una cosa difficile. A chi va col SUP, per esempio, che è quella tavola gonfiabile, che può essere o gonfiabile o rigida, che va col SUP può passare dal SUP con questa vela wing al foil attaccato alla tavola, e pompando con le braccia o senza pompare si stacca dall'acqua e vai con l'utilizzo del foil. Dario, come sono le persone, diciamo i giovani, i ragazzi che fanno già surf e le altre discipline acquatiche, l'interesse per questa nuova disciplina? È enorme. Tu che sei istruttore, quindi Sì. tassi con una... Io sono istruttore di windsurf inizialmente e poi sono stato istruttore di kite, quindi faccio kite da 20 anni, appena uscito questo nuovo giochino, diciamo che io ho iniziato l'anno scorso, però con un po' di scetticità, perché le misure delle vele wing inizialmente erano piccole, 4 metri, 3 metri e mezzo, e quindi si usciva con vento forte. E poi invece da quest'anno hanno tirato fuori vele che arrivano anche a 7 metri, per cui puoi uscire anche con molto meno vento rispetto al primo wing che è uscito, che aveva necessità di un vento sostenuto. Niente, diciamo che è uno sport nuovo, per cui è aperto a tutti. È più facile dell'altro, quello che vediamo con le vele tutte colorate? È più facile, è meno pericoloso, voglio dire. È più facile nella misura in cui è meno pericoloso, visto che è attaccato a un leash che è lungo 2 metri, e quindi sono io col wing 2 metri e basta. Il kite invece vola a 20 metri con dei cavi che hanno un carico di rottura che arriva fino a 170 kg, che sono taglienti, perché un cavo in tensione di Dyneema o di Spectra, chiaramente attaccato a una vela, può essere pericoloso. Il kite può essere pericoloso se fatto senza avere delle basi, senza aver fatto un corso,
perché comunque considera che un kite con il vento che c'è oggi, 15-16 nodi, un kite di 9 metri, se uno sbaglia, non lo sa governare, lo tira su e si schianta addosso a qualcuno, fa male andando addosso a qualcuno, fa male lui perché lui rischia di volare, andare addosso a qualcuno a sua volta e gli può far male. I cavi, che come dicevo prima, che sono pericolosi, passa magari, cade in strada o cade in spiaggia addosso a qualcuno e possono tagliare, quindi comunque è molto pericoloso. Cioè, bisogna aver fatto un corso prima di andare a comprare un kite, mettersi in acqua e provarlo. Comunque tu ritieni che questo sia meno pericoloso dell'altro? Sì, questo è molto meno. Molto meno. È alla portata, diciamo, anche di persone che si avvicinano Sì, per la prima volta? Sì, questo sì. Il kite non è che uno va in un negozio, compra un kite e si mette a far kite, mentre il wing, uno può comprarsi un wing, si mette in acqua, come vedi, immagina che sia nell'acqua, questo qua vedi, uno si mette in acqua, prova e va. Cosa può fare? Può cadere e basta. Dicevo, il wing può andare a 2 metri di distanza e basta, quindi non può essere invasivo per gli altri. Se sbagli e cadi magari e ci vai addosso alla pinna, ti puoi far male, ma... Ti ringrazio molto di questa intervista a Sardegna Insieme. Volete venire a fare kitesurf? Ci trovate al Yacht Club Cagliari, a Marina Piccola. L'augurio che ti fa Sardegna Insieme è che tu riesca con tutte le tue forze a portarlo e a far divertire i nostri ragazzi in Sardegna. Grazie. Va bene? Grazie Grazie ancora, Dario.